Sottraendo a queste persone quella che potremmo quasi definire la linfa vitale per perpetrare le loro attività, vale a dire i beni, il denaro, si impedisce che possano continuare nelle loro attività criminali. Una villa di 300 metri quadrati, anche se sulla carta ne risultavano solo 52, disponibilità finanziarie per 550.000 euro. Sono i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso in base alla normativa antimafia a un 55enne di origini rom di Spresiano, considerato un soggetto socialmente pericoloso. Il concetto di pericolosità sociale va a individuare tutte quelle persone che sono abitualmente dedite ad attività illecite o che vivono abitualmente in tutto o in parte con i proventi di attività illecite. Il 55enne è già noto alle forze dell'ordine, con tanto di condanne già passate in giudicato. I precedenti sono di diverso tipo, andiamo dalla truffa all'insolvenza fraudolenta, alle minacce, alle lesioni, alla rapina, quindi ci sono anche delle condanne in via definitiva, quindi comunque il profilo criminale della persona è ampio e variegato. Le Fiamme Gialle sono andate dunque a verificare l'origine del suo patrimonio. Non avendo il soggetto che abbiamo individuato mai dichiarato alcun reddito e mai svolta alcuna attività economica, tutto il patrimonio in suo possesso è stato considerato sproporzionato, non coerente e quindi è stato sequestrato ai fini di una successiva confisca. Sarà il diretto interessato nel corso di un contraddittorio fissato per il prossimo settembre a dover eventualmente provare il contrario, pena l'acquisizione al patrimonio dello Stato di villa dove tuttora abita e denaro. Non si tratta di provvedimenti applicati di frequente in questo territorio, dove tuttavia rispetto al fenomeno malavitoso e alle infiltrazioni della criminalità organizzata si cerca di svolgere un'attività di prevenzione. La capacità di resistere a queste infiltrazioni è forte, ma ciò non significa che non si debbano tenere sempre gli occhi aperti per evitare che poi ci troviamo di fronte al fatto compiuto dell'infiltrazione avvenuta e quindi dobbiamo poi intervenire per reprimere.